Ed ora cambiamo argomento, andiamo a conoscere meglio il neo direttore generale dell'ULSS 5 Polesana e quali sono le sue priorità per questo suo ritorno in provincia di Rovigo, dopo che negli anni scorsi, prima di Verona, era stato già a dirigere l'ULSS di Adria. Sentiamo. È già al lavoro dopo la nomina al direttore generale dell'ULSS 5 Polesana Pietro Girardi, che dopo aver diretto l'ULSS 19 di Adria in passato tornò poi ai vertici dell'ULSS 9 Scaligera. Ora nuovamente in Polesine, un ritorno carico di motivazioni e determinazione. Tra le priorità, liste d'attesa e un occhio di riguardo alle categorie fragili. Gli anziani stanno aumentando, la piramide di età in qualche modo si è rovesciata. Tra le fragilità io metterei anche tutto quanto il mondo delle disabilità, perché ci sono importanti situazioni di sofferenza nelle famiglie che vanno sicuramente alleviate con quello che possiamo cercare di poter fare con tutto quello che è il nostro apparato sociosanitario. Le liste di attesa sono un importante problema a livello nazionale, in queste aziende sono già state affrontate bene, dovremo cercare ancora di più e bisogna lavorare sia sull'offerta che sulla domanda, quindi cercare di aumentare un po' l'offerta, ma sicuramente cercare di lavorare sull'appropriatezza, su quello che è il reale bisogno della popolazione. Fondamentale la continuità con quanto fatto fino ad ora dalla precedente direttrice generale Simeonato, con un ulteriore occhio di riguardo alle persone e all'umanizzazione degli ambienti sanitari. Penso che per riuscire a offrire un miglior servizio alla popolazione bisogna avere capacità di lavorare in squadra, proprio per cercare di rendere al meglio le risorse che in qualche modo sono disponibili nel territorio. C'è tanta gente che ha voglia di far bene, conoscerò i sanitari di cui ho tanto sentito parlare in questo periodo in modo positivo e quindi facendo squadra sono sicuro che riusciremo a migliorare sempre di più, ma non perché prima non siamo stati bravi, perché il processo è quello del continuo miglioramento dei servizi. Importantissima è l'umanizzazione, il paziente non è una malattia, il paziente è una persona che va curata in tutti i suoi aspetti